Venerdì incontreremo le associazioni di categoria, ci confronteremo quindi con i vertici delle associazioni stesse e insieme cercheremo appunto di trovare una sintesi e una proposta operativa. Pochi giorni ancora e capiremo come cambierà la gestione delle zone a traffico limitato entro le mura di Treviso. Di certo questi 10 giorni di consultazione porta a porta, negozio per negozio del vice sindaco, qualche risultato avrebbero già portato. Il fatto di togliere ad esempio le transenne, quelle che la precedente amministrazione poneva sopra il cavalcavia all'inizio di via Roma il sabato e la domenica, transenne che davano l'idea di una città chiusa, inaccessibile, mentre il sabato e la domenica, pur essendo zona pedonale, si può comunque accedere attraverso lungo Sile Mattei ad esempio a parcheggi importanti come quelli in piazza della Vittoria o in piazza Pio X. Vice sindaco che però punta tutto sui varchi elettronici. Noi riteniamo che si possa accedere in futuro alle zone ZTL attraverso i varchi elettronici. Sarà molto semplice, come fermarsi davanti a un semaforo quando si lampeggerà il rosso oppure il verde. Varchi elettronici che regoleranno anche la durata delle limitazioni, visto che l'orientamento pare essere di traffico limitato, però solo al mattino. In vista dei varchi elettronici che verranno allocati il prossimo anno, proprio di sperimentare la possibilità di introdurre appunto le fasce orarie, andando incontro anche a delle esigenze insomma, che sono emerse. Poi ripeto, i varchi elettronici possono essere accesi quando si vuole, anche un'ora al giorno. Le opposizioni dicono che alla fine siete tornati indietro, anche solo andando a discutere con i negozianti. No, assolutamente, le opposizioni forse non capiscono che questo si chiama metodo democratico.